Sì, sì. È alto. Buonasera a tutti e vi ringrazio di essere qua questa sera a sentire questi i passi un po' a volte dimenticati e spesso anche non raccontati del tutto come si deve. Inizio nel ringraziare Francesco, Maria Grazia e Maria Marungio, la mia nuova editrice, che oggi appunto comunico questa notizia, di cui tutti i miei libri verranno trasferiti in Sardegna. Quindi il mio percorso è quello di ricominciare qui in Sardegna, anche a soddisfare la Maria Grazia nel desiderio di rivedere qualche altro libro che sarà breve, qualcun altro un po' più avanti. Questo così. Sandro. Ecco, va. Adesso va bene, no. Spegni uno. Va bene, ok. Adesso il fischio è finito. Quindi, come ampiamente hanno discusso i miei amici, il marchio del bandito per me ha un significato ben preciso ed è quello di cui io mi sono rifiutato in tutti questi anni di carcere di andare a scuola in carcere, non ci sono mai andato. Insistevano affinché io studiassi, mi laureassi, eccetera, però ho attraversato dei periodi di trasferimenti senza preavviso, cioè da un giorno all'altro, da un punto all'altro della penisola. E quindi ho detto, perché io devo dedicare uno studio che viene interrotto, cioè un anno scolastico, o lo si completa o se no è inutile cominciare. E poi mi sono anche chiesto più volte, perché dal carcere le notizie esterne anche di detenuti laureati in carcere non lo trovano il posto di lavoro. Può diventare avvocato, immaginiamo che possa diventare un avvocato in tribunale, può diventare direttore di banca, possiamo pensare che un detenuto venga impiegato in banca, può diventare un medico, no, o puramente anche insegnare. Più volte è capitato dei detenuti di vincere concorsi in una cattedra ed essere stati rifiutati perché magari la parte offesa ha sollevato il problema dicendo: ma cosa ci fa Tizio a insegnare in questa cattedra? Quindi questo è il marchio, Allora la nostra Costituzione parla di reinserimento nel tessuto sociale, ma a noi ci manca qualcosa, cioè è un po' difficile. Cioè la Costituzione, quest'articolo qui, lo si prende, a volte lo si tira da una parte e dall'altra a convenienza. Non ci può essere recupero nel tessuto sociale quando un detenuto, dopo che ha scontato la pena, può entrare a far parte della società, anche in un posto di lavoro come tutti gli altri. Allora, cioè, o si crede alla giustizia, o altrimenti ho l'impressione che molti che vantano o puramente criminalizzano qua e là, invocando leggi speciali, quindi
anni di galera, eccetera, eccetera, e poi alla fine cosa succede? Succede che questa persona non deve più rientrare nella società. Ecco, questo è un marchio che noi ci portiamo per sempre, ce lo porteremo per sempre. È impossibile ripulirlo, non è possibile. Quindi questa è una cosa di cui mi premeva a chiarire, e questo fa parte del titolo. Nel libro io dedico qualche riga pure a quelli che anch'io più volte mi consideravo un sepolto vivo, e noi in Italia ne abbiamo parecchi di questi sepolti vivi, muoiono in carcere, quindi abbiamo la pena di morte. Nessuno ne parla, nessuno vuole ammettere questo, perché noi diciamo che abbiamo una legge che recupera, eccetera, ma abbiamo la pena di morte. E solo qualche caso viene messo nei giornali, è morto il tizio che... parlante dietro che questo qui. Prova a distaccarmi un po'.